Fabio Bellano, una prestazione ordinata di Follonica che non è mai uscito dal match, è stato aggrappato alla gara sino all'ultimo, poi non è bastato, però credo che ci sia lo stesso la soddisfazione di un match portato avanti sempre con grande dignità, con grande decoro e soprattutto grande applicazione. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, diciamo che i ragazzi hanno fatto quello che era stato chiesto, è stata chiesta una difesa molto attenta e di giocare comunque loro avrebbero concesso qualcosa. Purtroppo non abbiamo avuto fortuna, non abbiamo concretizzato diverse occasioni, però diciamo che non c'è il risultato ma c'è comunque un'ottima prestazione considerando anche che avevamo delle assenze importanti, mancava il portiere titolare e comunque Alessandro Rubega ha fatto un'ottima prestazione. All'ultimo momento è mancato il Colovega che ha avuto un problema intestinale, quindi niente. Prendiamo quello che è buono di questa prestazione, sicuramente, ripeto, non è arrivato il risultato, ma la prestazione ci conforta molto e quindi andiamo avanti così. Sulla scorta proprio di questa prestazione, adesso bisogna guardare ai prossimi impegni, questo Follonica può ambire legittimamente ai playoff perché è una squadra che ha qualità e soprattutto ha grande ordine tattico. Sicuramente noi contiamo di poter ambire ai playoff. Se continuiamo con queste prestazioni qui sicuramente non sempre i risultati saranno quelli di stasera, sicuramente saranno risultati che magari verranno a favore nostro. L'unica speranza è continuare con questa prestazione, questo atteggiamento che comunque è stato positivo dall'inizio alla fine.